E ciao Aiu e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Ragazzi, un video velocissimo giusto per parlare un pochino della partita. Poi domani farò uscire l'approfondimento della partita. Mi dispiace, ma sono appena uscito da lavoro e mi dispiace veramente tanto per non avervi portato anche uno shorts, come cazzo si chiama lui, per parlare della partita. Allora, il Napoli vince 1-0 allo stadio di Armando Maradona. Fino a qui tutto bene, ma veniva da una serie di 3 sconfitte consecutive proprio allo stadio di Armando Maradona. Sfata il tabù di Armando Maradona e apre il 2021 il 2022, perché abbiamo cambiato anno, in casa con una vittoria per 1-0. I più faziosi diranno vittoria di cortomuso. No, vittoria 1-0, nessun cortomuso. Il Napoli ha dominato la partita, ha dominato una buona Sampdoria, ragazzi, c'è da dire, perché si è difesa veramente con i denti. Però il Napoli, ragazzi, ha giocato una partita sontuosa, sontuosa veramente in tutti i reparti. Ha fatto l'esordio Tunzebe, ragazzi, ma quanto cazzo è alto? È 2 metri quello? Quello è più alto di Koulibaly comunque, secondo me. Detto questo, si ferma Lorenzo Insigne. Poi domani faremo l'approfondimento anche sull'infortunio di Lorenzo Insigne. Ma ragazzi, ma che gol ha fatto Andrea Petagna? Che cazzo e gol ha fatto Petagna? E cos'è oggi? Uscivano oggi i calciatori panini? Ma quello è da mettere ed da incorniciare nell'album Calciatori Panini. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao Aiu. Ah no, fe. Ma che cazzo di giocatore è Fauzi Gulam? Ciao Aiu.